Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ma che bello, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Vedi, siamo felicissimi quando arriva questo momento che aspettiamo veramente tutta la settimana. Allora, buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, Radio Colbero Rovigo, Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli Leandro Maggi, buongiorno. Ancora buongiorno e benvenuti, ben ritrovati in questa nostra striscia settimanale per parlare un po' insomma, del più e del meno. Del meno, del nostro bel Polesine. Ultimamente più del meno. Più del meno, vabbè, anche i titoli oggi non è che siano... Da più, sono sì. da più da meno che da più. Vabbè. Dai, allora... vediamo un po' cosa andiamo ad affrontare questa settimana. Primo titolo, politici, quanto ci costate? E questa è una bella... Andate in cortocircuito. È un fruscio questo continuo totale. Poi Italia sempre più vecchia. Niente aiuti per aziende nei paradisi fiscali. E poi lockdown in numeri. Che questo non è. Ultimo ma non ultimo, fiera che passione. Ecco, questi sono i titoli di oggi, tra poco iniziamo la puntata di oggi di Made in Polesine. E allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine, stiamo sistemando un po' la nostra regia, ciao Maurizio, e tutto quanto. Ecco qua, siamo pronti. Allora, primo titolo, politici quanto ci costate? Allora, che dire? Pochi giorni fa ho messo un post su Facebook che io pensavo fosse una cosa abbastanza conosciuta su quanto prendono i consiglieri regionali. Sì, ha fatto successo. Successo non solo, ma un sacco di critiche. Poi tra l'altro ho scoperto che era perché ha suscitato scalpore, perché è molto difficile trovare questi dati. Io li ho trovati per caso sul Corriere di Vicenza e li ho subito messo, ma pensavo... Non è che sono divulgati in maniera... Tra l'altro, allora, tanto cosa chiariamo? Che mediamente un consigliere regionale prende 8.000 euro netti, virgola, sottolineo, netti al mese, che secondo me sono, quanto si dice, un bel stipendietto. Sono soldini. Naturalmente poi nei social sono partiti di tutto e di più, critiche, non critiche, però nessuno ha detto se li meritano, che bravi perché se li meritano... tutti hanno reputato, e io per primo, che sono effettivamente tanti soldini, perché non solo, poi dopo ci sono delle indennità varie, benefit varie, sicuramente i trasporti costeranno meno loro in prima classe che a noi. Ci sono degli altri benefici, che noi bicicletta. Allora, e quindi dopo abbiamo confrontato cosa prende un deputato, un onorevole, un senatore, e cosa prende un sindaco e la sua giunta. Allora, i dati di cosa prendono i onorevoli, deputati e senatori non sono riuscito a trovarli, perché orientativamente sono 5.000 euro al mese, però alla fine tra una roba e l'altra ne prendono 15.000, però non sono ufficiali. Allora, visto che parliamo tanto di trasparenza, secondo me questi dati dovrebbero essere che uno clicca, cosa prende un deputato dovrebbe saperlo subito, senza dover cercare su Google mezz'ora come ho cercato io, e non ho trovato. Però siccome abbiamo visto anche con il lockdown, e dopo ne parleremo, che l'ultimo presidio, quelli che avevano la patata bolletta in mano da gestire, erano i sindaci, erano le amministrazioni comunali, perché c'è stato un passaggio di consegne che da una parte lo Stato dava alle regioni, la regione da una parte lo dava ai comuni, i comuni sono quelli che pagano di più. E allora anche lì ho voluto capire cosa guadagna un sindaco, e in confronto a un consigliere regionale, partendo dal fatto che un sindaco è disponibile 24 ore su 24, non come in regione che sono disponibili dal martedì a giovedì sera, e il lunedì c'è rientro e il venerdì bisogna partire. Esatto, quindi e i deputati forse ancora peggio. Ricordiamo che i sindaci, per esempio, per città fino a 1.000 abitanti prendono 1.290 euro al mese lordi, quindi sarà più o meno sugli 800 euro. Vediamo una cittadina come Taglio di Po, che rientra tra i 5.000 e i 10.000, un sindaco prende 2.790 euro sempre lordi, sì. Portoviro, per esempio, o Adria, che sono le due nostre città più grandi, da 10.000 a 30.000 abitanti prende 3.100 euro.
il sindaco di Rovigo prende, essendo nel range tra 50.000 e 100.000, 4.130 euro lorde. Quindi per dire che un sindaco prende, secondo me, perlomeno o diamo 8.000 euro al sindaco come diamo ai consiglieri regionali, o altrimenti passiamo ai consiglieri regionali, che secondo me sarebbe cosa buona e giusta. Ma chi siamo noi per decidere questo? Siamo gente normale che ogni tanto si indigna il fatto che... Però il fatto che si faccia una fatica a trovare questi dati la dice esatto. Io almeno ho fatto fatica, sono io negato magari a pistolare su Google, ma non è che li trovi così, insomma. Provate a cercare, vedete se ce ne sono aggiornati a dicembre 2019 oppure addirittura a marzo 2020. Non li trovate. Perché non ci sono, non sono pubblicati. Guarda caso. Bene. Per caso, ci sentiamo tra poco per continuare il Made in Polesine. E siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Altro titolo che andiamo a sviluppare: Italia sempre più vecchia, e questo è un dato di fatto, insomma, che si sapeva già, però insomma, cosa vogliamo aggiungere? Anzi, prima volevo fare un inciso. Faccio un inciso, visto che prima non ero preparato per quanto riguarda gli emolumenti e le indennità per vice sindaci e giunta. Quindi per comuni dai 1.000 ai 5.000 abitanti l'indennità del vice sindaco è pari al 20% dello stipendio del sindaco. Per quelli tra 5.000 e 10.000 abitanti è il 50%, mentre da 10.000 cittadini in su l'indennità del vice sindaco corrisponde al 55% del sindaco, e mentre i componenti della giunta nei comuni da 1.000 a 5.000 abitanti l'indennità è pari al 15% dello stipendio del sindaco, mentre tra 5.000 e 50.000 il 45% del primo cittadino. Ecco, scusate se prima non ero preparato perché mi ero perso un po' nelle mie carte, e questo qua abbiamo detto. Detto questo, allora parliamo di questa Italia sempre più vecchia. Allora, Italia sempre più vecchia perché abbiamo visto sui giornali di pochi giorni fa che ci sono più morti che vivi, cioè ci sono state più morti appunto più decessi che nascite. E questo è una cosa purtroppo negativa. Molti dicevano che la rivoluzione sarà sarà più importante e più incisiva per la demografia che per le bombe. E questa è un'altra storia. Allora, perché? Prima di tutto perché si fa meno figli. Tra le altre cose è che ci sono le strutture per chi è mamma, che diventa mamma, che sono non adeguate secondo me a un paese come il nostro. Io ho mia figlia che abita in Germania, so che in Germania per esempio chi ha figli hanno gli asili gratuiti, gli asili ci sono in ogni dove, qua da noi invece i nidi incidono moltissimo sui costi di una famiglia, e non solo, c'è anche il problema che un datore di lavoro predilige assumere un uomo che una donna anche per questo motivo. E questo qua è una cosa molto grave anche dal punto di vista della civiltà di un paese. Però una cosa che il paese diventa sempre più vecchio perché ci sono un sacco di aziende che non sopravvivono più. Una volta si diceva che un'azienda italiana sopravviveva alla terza generazione. Adesso c'è l'80% dei giovani che hanno in famiglia un'attività che decidono di non seguire le orme dei padri. E c'è una moria veramente di aziende proprio perché non c'è stato il cambio generazionale, in particolar modo nell'agricoltura, ma però anche il commercio all'ingrosso e dettaglio di riparazione automobile ha avuto un calo del 20% dei giovani di seconda generazione. Che seguono le orme del padre, sì. E quindi questa qua è una cosa molto molto grave. Perché? Perché probabilmente si sono ridotti molti guadagni, perché probabilmente una volta si arrivava a 50-60 anni che eri appagato dal punto di vista economico, potevi fare un passo indietro e potevi lasciare magari a tuo figlio l'attività, mentre adesso io che sono in questa generazione, i 50-60 anni devono ancora darsi da fare, perché altrimenti tra le pensioni che arrivano tardissimo, tra le pensioni che arrivano bassissime, tra le pensioni che forse non arrivano neanche, chissà noi. Fatto sta che appunto non si sopravvive alla seconda generazione nelle attività. Questa qua è una cosa molto molto grave. Abbiamo sempre detto che purtroppo l'Italia è fondata su attività familiari e non a dimensione più grande. Però con le attività familiari a dimensione più grande siamo i primi risparmiatori nel mondo,
addirittura abbiamo superato anche il Giappone, quindi Sì, vuol dire che qualcosa funzionava, e quindi siccome tutti ci hanno insegnato che grande e bello fa molti danni. Esatto, Il sì. piccolo è ancora più bello e fa meno danni. Sì, comunque questi dati sono riportati a livello nazionale, che comunque combaciano perfettamente Più o meno. tutto il nostro Polesine, quindi non si distaccano di tanto. Quindi Ecco, il problema c'è. dati veloci. 150.000 ditte individuali nel settore dell'agricoltura hanno chiuso, 90.000 nelle costruzioni e 50.000 nella manifattura. E dobbiamo temere, dice appunto l'articolo del Corriere della Sera, che il dopo pandemia un bilancio sarà ancora più negativo, e lo stiamo vedendo e soffrendo Esatto, questi sì. periodi. Vabbè, purtroppo sì, Ok. purtroppo sì. Bene, allora dai, abbiamo concluso anche questo nostro secondo titolo, ma noi torniamo tra pochissimo per continuare ovviamente Made in Polesine. E siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, Radio Diva, Radio Colbo, Made in Polesine, e Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Questi, Assennati, siamo noi. ecco. Ti do una botta di dialetto. Sì, ogni tanto ci vuole, dai. Vabbè, È dai. più forte di me, Allora. le origini non si dimenticano. Altro titolo, niente aiuti alle aziende che sono trasferite o comunque hanno la sede legale, probabilmente anche nei paradisi fiscali. Ecco, secondo me è una buona notizia, naturalmente con i giusti distinguo. Sì. Perché Bruxelles ha deciso all'unanimità, la Commissione, che niente aiuti alle aziende con legami nei paradisi fiscali. Sì. Legami vuol dire non solo che hanno le attività nei paradisi fiscali, ma anche che hanno conti nei paradisi fiscali. Secondo me è una cosa importante, eccetera. Però ricordiamo c'è un che però. l'FCA, quindi la Fiat, c'è la sede Ecco, sì. in Olanda perché paga meno. La Barilla si è trasferita anche lei in Olanda perché paga meno. Anche Mediaset mi sembra. Anche Mediaset Sì. non lo so, ma no, probabilmente se mi mi dice sembra che che- Mediaset. quindi Anche se che non sono paradisi fiscali, pubblicizzata l'azienda come italiana, però No, sto parlando di Maroni. Vai. Vai. Ecco. Quindi Bruxelles ha fatto una cosa secondo me interessante, tra l'altro erano in un trafiletto in 8ª pagina, quindi nella notizia non ha fatto lo scalpore che secondo me meriterebbe, però bisogna capire chi sono e cosa sono i paradisi fiscali. L'abbiamo detto un miliardo di volte, in Europa o abbiamo una tassazione univoca a tutti e per tutti, in Europa o paghiamo tutti la benzina uguale per tutti, in Europa o abbiamo tutti l'IVA uguale e per tutti, se no non ne veniamo fuori. Cioè, alla fine come facciamo a fare concorrenza all'Irlanda che ha l'IVA al 4% e le tasse altrettanto basse? E quindi Amazon c'ha la sede lì e poi vende le cose non che ci costano il 30% in meno. Cioè, ci sarà un motivo, quindi o lavoriamo o combattiamo tutti ad armi pari, altrimenti noi diventiamo veramente periferia dell'impero, città, paese da saccheggiare, da comprare le aziende più floride, eccetera, eccetera, eccetera. Questo qua, un governo con i Maroni riuscirebbe a fare questo. Un governo senza Maroni ci sta portando dove stiamo andando. Mi dispiace di parlare poi di politica, io poi sai che cerco di parlarne sempre meno, però in questo momento dove c'è veramente bisogno di far vedere i muscoli, abbiamo veramente delle persone che non sono palestrate, ma hanno i muscolini come Olivia di Braccio di Ferro. La grande Olivia, sì. Ok, scusate se ogni tanto divaghiamo e ci apriamo. Dai, vabbè. Uno sfogo ogni tanto ci vuole, Esatto. dai, insomma, perché la situazione è quella che è, quindi è giusto anche dire a volte le cose come stanno, va bene? Dai, ci sentiamo tra pochissimo. E allora questo è il nostro penultimo titolo che andiamo ad affrontare questa settimana all'interno di Made in Polesine. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato dell'Italia sempre più vecchia, abbiamo parlato delle aziende, degli aiuti e dei paradisi fiscali, e adesso parliamo di questo lockdown in numeri. Cosa vuol dire? Nel senso, Allora, il lockdown, l'abbiamo detto negli step precedenti, sta veramente mettendo in difficoltà le famiglie e le aziende del nostro paese. È palpabile, chi gira un pochino vede, come si dice, abbagliamo del fatto che sabato e domenica i ristoranti sono aperti e sono pieni, dal lunedì al venerdì però ricordiamo che i ristoranti sono chiusi, cioè non c'è nessuno. I bagni sta lavorando il mare, però lavorano sabato e domenica, gli altri giorni effettivamente lavorano pochissimo.
Uno dei settori più colpiti sicuramente è il discorso delle auto. E le auto hanno avuto un crollo in Italia nel mese di marzo-aprile, è vero che tutti eravamo chiusi, del 97%. E quindi totale praticamente. Esatto, quindi queste sono cose che per digerirle, per farle entrare a regime non basteranno 3 mesi, ma sicuramente qualcuno ha detto, e io l'ho anche contestato, però forse ha ragione lui, ci metteremo un anno forse a rientrare in un'Italia pre-Covid e quindi in un'Italia di gennaio 2020. Sì, che non era rosa neanche a gennaio, però insomma. Esatto, già a gennaio l'hanno difficoltà, poi dopo è stata il Covid ha rovinato proprio tutto quanto. Tanto per parlare di numeri, qualcuno ha avuto anche qualche beneficio. Per esempio c'è stato il 164% la crescita delle vendite di colorazioni per capelli. Vedi? E quindi questo qua. E poi il 13,4% la crescita nelle intenzioni di comprare attrezzature di abbigliamento, quindi macchine da cucire, però questo qua secondo me è previsione di acquisto. Previsione questo non è. Dopo una volta finito il lockdown, eccetera eccetera. Ci sarà un sacco di usato. Allora, un altro settore che veramente è stato colpito, 2,1 milioni di persone che hanno girato con gli aerei, ancora adesso non si è capito la gestione degli aerei come viene gestita e come sarà, a fronte di 13,9 milioni di persone nello stesso periodo. Quindi c'è stato un calo dell'85%. Un settore che ha avuto un beneficio sono stati gli alimentari, con un aumento gigantesco sia per quanto riguarda gli ipermercati, i centri commerciali, che per i piccoli negozi. Questo è un fatto positivo. Un altro fatto positivo per loro, ma molto probabilmente negativo in generale per le attività normali, l'e-commerce, che ha avuto una crescita gigantesca, veramente impressionante, più del 18%. Sì, perché da casa mentre stai da casa, poi tra l'altro lockdown, c'è tutto bloccato, però i corrieri giravano, e poi dopo ci indigniamo che nei trasporti BRT c'erano dei focolai, eccetera. Chissà perché. Noi pretendiamo che ci portino la roba subito, anche tutto bloccato. Tra l'altro, avevamo detto già in un altro step di passati programmi, però tra gli eroi nessuno ha citato chi faceva il trasportatore. Poverini, veramente poverini, perché insomma caspita, sono stati bravi, hanno rischiato parecchio. Appunto questo focolaio, questa azienda di Bologna, eccetera eccetera. Quindi che dire, ci leccheremo le ferite e ci metteremo un po' di tempo a venirne fuori. Uniti ce la faremo sicuramente, però le dure. Allora dai, dobbiamo un po' stringere perché stiamo andando un po' con i tempi. Allora ci sentiamo tra pochissimo. Allora, questo è l'ultimo argomento che andiamo ad affrontare. Parliamo il titolo è Fiere che passione. Le nostre fiere, le nostre sagre, quelle di paese sono sempre state una tradizione, però da qualche parte non è più. Quest'anno non si farà, oppure non si farà magari in maniera come gli altri anni, cioè in maniera totale. Allora, tante molte fiere e molte sagre sono saltate, sì. Però ci allacciamo al fatto che Taglio di Po e anche Bellombra hanno organizzato una fiera in edizione straordinaria. Non c'è perlomeno Taglio di Po lo stand gastronomico, l'arena spettacoli è ridotta del 50%, nel senso che hanno messo sì le sedie, però una sì una no, c'è scritto evitato sedersi, quindi si è cercato di fare qualcosa secondo i dettami della regione per quanto riguarda fiere e sagre. Sono riusciti a controllare le entrate, quindi 4 entrate con dei volontari sia della protezione civile che della Proloco, che misurano la febbre con lo scanner, quella via pistola, sì. E poi obbligano a sanificare le mani e obbligano le persone a girare con la mascherina. Che dire, secondo me ha fatto bene, perché ci sono critiche, diceva qualcuno che non è giusto, c'è ancora pericolo, eccetera. Però è un segnale di normalità e che è giusto cominciare a muoverci anche da questo punto di vista. Tra l'altro è cominciata la fiera
proprio il giorno 14 taglio di posta, sera c'è la prima serata musicale, quindi con trappella eccetera, quindi tutti i musicisti tagliolesi, e nelle prime 2 serate c'era tanta gente, quindi c'è veramente voglia di normalità. Posso fare un complimento, faccio complimenti, ripeto, sia all'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa fiera per dare un segnale appunto di ripresa, e la Proloco che è sempre presente, bravi. Come saranno bravi sicuramente a Bellombra, come sono bravi il martedì in piazza a Portoviro, anche se non ci sono spettacoli, però perlomeno hanno chiuso le strade eccetera, e poi ci sono i negozi aperti, insomma, però non c'è nessun tipo di spettacolo. Un buon segnale il venerdì ad Adria, che qua stesso discorso, un buon segnale, e giovedì a Rovino. Che dire, cerchiamo di arrivare alla normalità. Abbiamo parlato nello step precedente che ci metteremo un anno a recuperare, se ce la facciamo molto prima molto meglio, è meglio per tutti. Sicuramente sì. Bene, dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Allora siamo veramente in conclusione di appuntamento, termina qua la puntata di oggi di Made in Polesine. È stato bello, è stato come sempre molto interessante, abbiamo e poi non so più, sono inciso. Sappiamo Posso che fare buon bisuolo, posso fare da preciso? Dimmi. Questo signorino qua sabato è animatore e rianimatore di una bellissima festa. Siccome di solito chiedi a me cosa faccio nel weekend, adesso chiedo a te io dove sei e cosa farai. Allora, sabato prossimo, quindi sabato 18 sarò, magari se avrai occasione di intervenire anche tu, ma mi sembra che non ci sono, che non ci sei perché sei impegnato da un'altra parte. Ci sarà questa festa proprio sul porto, sai, al Bob Marley, così non confondere con Bob Marley perché è molto Bob Marley. C'è questa gara praticamente che si svolgerà della gara di pesca al tonno, e poi faremo baldoria, ci sarà una pericena, insomma ci saranno molti amici, ci sarà da ballare, insomma una serata speciale veramente da trascorrere insieme in allegria in questa nuova location, in questo nuovo diciamo bar, se così possiamo definirlo, ma è molto più di un bar, insomma è bello anche l'estivolo aperto, insomma. Lui è uno spot, mi raccomando, ecco, è uno spot vivente, però non hai ancora detto dov'è. Ho detto a Porto Levante. L'hai detto? Sì, ho detto a Porto Levante. Sulla tazza. A Porto Levante, se volete vedere Davide Milo Stefanelli tutto sul splendore. Non potete sbagliarvi, dai. Vi aspetto tantissimi, numerosi, va bene? Ok. Un saluto a Riccardo, il nostro amico ed è il proprietario, insomma, ecco. E a Paolo, quello che organizza, è il nostro amico anche Paolo che salutiamo sempre, va bene. Detto questo ci salutiamo, vi ringraziamo come sempre del vostro gentilissimo ascolto. L'appuntamento è arrivato per la prossima settimana. Da parte mia, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana, mi raccomando, divertiamoci in questo fine settimana, il nostro classico countdown, 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.